Paura in centro storico. Sono le 11 del mattino in Piazza Biade a Vicenza, è giornata di mercato, i bar e i negozi stanno lavorando quando all'improvviso la spensierata vitalità del cuore della città viene spezzata da uno scontro tra due senza tetto. I due iniziano a litigare, poi si sarebbero minacciati, la gente si allontana, inizia il fuggi-fuggi, c'è chi racconta che uno dei due disperati avrebbe tirato fuori un coltello, forse una forbice, l'altro un piccolo arnese da giardinaggio. Stamattina tutto un tratto mi sono vista arrivare dei clienti un po' spaventati, agitati, che mi hanno detto si stanno accoltellando in piazza. Che io ho detto come si stanno accoltellando in piazza? Cioè sentire, vedere i clienti che vengono in centro per godersi una giornata di mercato e devono succedere queste cose qua. Per fortuna i due litiganti non sarebbero entrati in contatto perché sarebbero stati fermati prima. Il video, pubblicato sui social dal consigliere comunale di Fratelli d'Italia Nicolò Naclerio, mostra la conclusione della lite, durata pochi istanti grazie al pronto intervento di una pattuglia della polizia locale. Gli agenti di servizio in centro storico, nella zona del mercato, hanno chiamato in ausilio una pattuglia dell'antidegrado. Insieme hanno bloccato i due senza tetto che si erano affrontati in mezzo alle persone che affollavano il mercato. Addosso, entrambi, a quanto pare, avrebbero avuto un coltellino e sarebbero stati denunciati a piede libero. Uno dei due avrebbe pure opposto resistenza agli agenti della polizia locale. Tutto è finito per fortuna senza feriti. Un episodio, questo, che viene a una settimana di distanza dal pestaggio di un corriere sempre in centro storico a Vicenza da parte di un gruppo di giovani in Maranza. Il filo conduttore per i cittadini e commercianti resta quello che qualcuno chiama degrado. Non va bene, qualcosa bisogna fare, devono muoversi, qualcuno deve muoversi e fermare questi fenomeni.